2 giovani sono morti in un incidente stradale nei pressi di Lago Negro. Le 2 vittime sono Pietro Posteraro, di 24 anni, ed Eleonora Blasi, di 25, entrambi di Cosenza. Nell'incidente sono rimaste ferite 11 persone. Posteraro era figlio del vice segretario generale della Camera dei Deputati ed era il nipote di Fausto Gullo, ministro dei contadini. Una donna sessantenne di Rossano ha omesso di segnalare la morte della madre all'INPS e per 10 anni ha percepito la pensione, riuscendo ad incassare illecitamente la somma di 135.000 euro. La truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato la donna, figlia della titolare della pensione. I carabinieri del Rossa hanno eseguito in varie regioni italiane un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 persone legate alla cosca Mancuso, accusate a vario titolo di riciclaggio e riempiego del denaro proveniente dal narcotraffico. Mancava da 18 anni Zucchero Fornaciari dalla città dei Bruzi e i fan non si sono fatti sfuggire l'occasione. 3.500 i biglietti venduti. Un boccascena di 20 metri, scenografie curatissime, una valigia forziere con ai lati 2 specchi verticali e la folla in delirio. La serata ha segnato l'evento dell'estate cosentina.